Da una iscrizione marmorea, rinvenuta a Capua attorno al 960, ha origine la lingua italiana. Sao cochelle terre, perché li fini che chi contiene 30 anni le possette parti, santi beneditti. Siamo nell'evo di mezzo, troppo frainteso dall'illuminismo ottocentesco. Eppure, in quel periodo oscuro, in una vita silvestre e pastorale, con rare recinzioni e larghi boschi, dissolto l'impero romano, prima di ogni feudalesimo, popoli diversi si fusero attorno a valori per lo più religiosi, senza conflitto etnico. Lo stesso ritmo troveremo intorno al 1224 nel Cantico di Frate Sole di Francesco d'Assisi. Laudato sii, mi Signore, per soracqua, la quale è molto utile et umile, et preziosa et casta. Parole semplici, vere. Di 10 dicembre a ore 15 fu appiccato il fuoco. AD 18 dicembre 1511 a ore 15 fu fatto questo secondo incendio da svizzeri a Milano. Così annota Leonardo da Vinci con precisione da cronista. Non ha l'abito intero, prima alcun c'ha l'estremo dell'arte e della vita. Con Michelangelo torna la cadenza in un sonetto che riassume il suo carattere. Siamo a Firenze, nel Rinascimento maturo. La conchiglia della bellezza si è dischiusa con Brunelleschi, Masaccio, Donatello. Ma sarà con Leonardo e Michelangelo che troverà piena maturazione e un confronto tra i due giganti sarà oggetto di questo nostro lavoro. Si tende ad immaginare il Rinascimento come una visione unica, un corale armonico di voci e immagini. Non è così. Fu il periodo in cui pittori, scultori e architetti cessarono di essere artefici in nome di Dio, diventando partecipi delle arti liberali riservati a poeti, letterati e musici. Lavoreranno come professionisti per denaro e tra loro nascerà concorrenza per aggiudicarsi commesse sempre più importanti da mecenati sempre più potenti. Questi ultimi avevano cultura, gusto ed ambizione di passare alla storia attraverso le opere degli artisti. Si può asserire che senza i committenti il Rinascimento avrebbe cercato altre rive in cui approdare. Firenze, nel 1500, era il centro finanziario dell'Europa, il Wall Street dei nostri tempi. Se Masaccio afferma di non poter pagare nemmeno il suo garzone ed in effetti morì in povertà, Leonardo invece, pur vivendo da gran signore, alla morte lasciò un patrimonio da ricco borghese. Più di lui Michelangelo, che però visse con parsimonia maniacale, lasciando sotto il letto di morte una scatola che conteneva denaro sufficiente a comprar Firenze. Come si viveva nella Rinascenza? La mortalità infantile era altissima per le cattive condizioni igieniche, specie in città. Immaginate Firenze,
un intrico di strade strette in terra battuta, destinato a trasformarsi in fango ad ogni pioggia e sempre in fogna che finiva in Arno. Il grande spostamento di masse dalle campagne alla città in cerca di improbabile fortuna aggravò le condizioni igieniche. Le case dei più, ossia dei poveri, era in legno, spesso composte di una sola stanza, bassa, mal illuminata e ancor meno aerata. La convivenza includeva animali, l'alimentazione era precaria, comunque per lo più di farine e di cereali misti. Tuttavia, cipolla, aglio, rape, per quanto fossero considerate tra le meno nobili, occupavano un ruolo fondamentale. Carne, per lo più di maiale, era privilegio di artigiani, capponi, polli, anatre, alla sommità della catena alimentare erano riservati agli aristocratici, ai mercanti, che pur vivendo al piano nobile erano egualmente raggiunti dal lezzo delle deiezioni umane e animali. Tant'è che questi amavano andare in villa sulle colline fiesolane ed in queste Boccaccio collocherà i personaggi del suo Decamerone in fuga dalla peste che devastava Firenze. Di tutti i malanni e le ossessioni da cui furono afflitti gli artisti che ci interessano, quella della pulizia fu una mania straordinariamente rara. Così scrivono con ironia i Bitcover in Nati sotto Saturno. Leonardo nasce a Vinci il 15 aprile 1452, figlio naturale del notaio Piero di Antonio. Da questo prese la sobrietà nello scrivere e così registra la morte del padre. AD 9 luglio 1504, in mercoledì a ore 7, morì Pietro da Vinci, notaio al Palagio del Podestà, mio padre. Era di età d'anni 80. Lasciò 10 figlioli maschi e 2 femmine. 23 anni dopo, il 6 marzo 1475, nasce a Caprese, presso Arezzo, ad ore 8 di notte, quale secondogenito del podestà Ludovico Buonarroti e Francesca, figlia di Neri di Miniato del Serra, Michelangelo, che viene lasciato a Balia, nella vicina Settignano, ad una moglie di uno scalpellino. Onde Michelangelo, ragionando col Vasari, una volta per ischerzo disse: «Giorgio, se ho di buono nell'ingegno, egli è venuto dal nascere nella sottilità dell'aria del vostro paese d'Arezzo, così come anche tirai dal latte della mia baglia gli scarpegli e il mazzuolo con che io fo le figure». Per quanto scherzoso, la memoria della sua infanzia è pregna di gratitudine e di ironia, a differenza del freddo e distaccato rapporto anagrafico di Leonardo. Il 25 gennaio 1504 alcune dozzine di artisti si riunirono. Tra questi Leonardo, Botticelli, Lippi.
dovevano scegliere il luogo in cui posare un capolavoro che i fiorentini chiamavano il Gigante. Fu commissionato da Pier Soderini, gonfaloniere, e pagato 400 scudi. I saggi decisero, su proposta di Leonardo, di metterlo al riparo dal maltempo e da troppi sguardi sotto la loggia della signoria. Venne, tuttavia, respinto il suggerimento di Leonardo di incorniciarlo in una nicchia in modo che non guasti le cerimonie degli ufficiali. Filippino Lippi lo voleva davanti a Palazzo Vecchio, il centro del potere di Firenze, che contava ben 80 banche, tra cui quella dei Medici, inizialmente farmacisti, e lo stemma con 6 pastiglie in cerchio lo rammentano. Ed erano grandi mecenati. In questa bolla di denaro, che nel 1600 scoppiò con una serie di bancarotte, ossia rottura fisica del banco, la luce della Rinascenza fu il faro della civiltà, erede della saggezza greca e del potere romano. Leonardo e Michelangelo furono a bottega da Andrea Verrocchio, un luogo a piano terra ove ai colpi secchi del martello le galline covavano uova usate per la pittura prima che dalle Fiandre pervenisse l'uso dell'olio. La colla veniva ricavata dalle cartillaggini dei conigli ed in questo microcosmo, ove entrare era un privilegio, si forgiavano i tirocinanti. A 18 anni, tardi per i tempi, Leonardo stupì il Verrocchio, dipingendo il pesce pescato da Tobia nel quadro del maestro. Michelangelo, invece, sorprese Lorenzo dei Medici con una scultura in argilla, inducendolo a suggerire una correzione, togliendo un dente, essendo rara una bocca adulta a dentatura completa. Leonardo lasciò Verrocchio e si dedicò al disegno e alla pittura. Lo scultore conduce le sue opere con maggior fatica di corpo che il pittore, ed il pittore conduce le sue opere con maggior fatica di mente. Così pensava Leonardo, vegano convinto, da definire l'uomo un carnivoro, transito e condotto di cibo, sepoltura d'animali, albergo di morti. Re degli animali, ma meglio dirai dicendo re delle bestie. La sobrietà alimentare di Michelangelo non gli impediva di sezionare cadaveri umani con la complicità del prete della Basilica di Santo Spirito, Niccolò Bicchiellini, rischiando entrambi la scomunica e, forse peggio, non fosse per la protezione di Lorenzo dei Medici, benefattore della Chiesa e mecenate di Michelangelo. Lo straordinario crocefisso in legno nella sacrestia fu scolpito da questo, un corpo torto e piegato nella sofferenza, attribuito fino al 1966 all'arte tedesca. Invece è il dono dell'artista, pronto a sporcarsi le mani pur di conoscere la segreta natura dei corpi. Leonardo era un dandy, viveva a giornata, instancabile nei suoi interessi, eccitato dall'idea di vagare. Avendo lasciato incompiuta la statua di Francesco Sforza, fu oggetto di scherno dal rivale scultore. E che t'era che creduto che quei capponi dei milanesi... Entrambi rischiarono multe
se adolescenti, o la castrazione se adulti, per il vizio innominabile. Leonardo di Piero da Vinci per Jacopo Santarelli. Così si leggeva nella denuncia imbucata il 9 aprile 1476 nel tamburo Una bocca per lettere anonime di Palazzo Vecchio. Il 7 giugno la denuncia fu replicata e di nuovo accantonata. Certo è che nel 1490 il pittore ospitò un bel ragazzo di 10 anni, cotal Gian Giacomo Caprotti, che per quanti danni e furti procurasse all'ospite, questi lo mantenne per 26 anni, traendo dal volto amato modelli maschili e femminili. Michelangelo era affascinato dai giovani di bell'aspetto. Gherardo, Febo di Poggio, Cecchino Bracci e Tommaso Cavalieri, nobile romano, amico di Vittoria Colonna, che conobbe ormai 58enne e che rimase a fianco a lui nel letto della morte. Leonardo, uomo di mondo, sapeva rendersi amabile senza concedere confidenza. Ragionatore eccellente, di ingegno eccezionale, versatile, gigantesco nell'enciclopedica opera dei codici che nella versione Hammer, nello scorrere alcuni fogli resi pubblici, si apprezza la precisione maniacale del disegno e la preveggenza dell'autore. Nelle cose confuse l'ingegno si desta a nuove invenzioni. Così si confessa. Per Michelangelo l'idea di razionalità è successiva per stabilire rapporti tra ciò che ci circonda e la condizione personale. Una necessità per vivere. Il suo anagramma minimo è Angelo Michele, un creatore, e come Dio opera mirabilmente. Nella Cappella Sistina, uomini erculei si innalzano e precipitano possenti fantasmi, falene impazzite intorno alla luce divina. Immagini che pregano, cantano, urlano, imprecano. Un inferno che Dante, con le sue parole, non può descrivere. E così fu fino all'ultimo. Una settimana prima di morire, era impegnato a correggere la Pietà Rondanini. Beata sii, sorella morte, che giungi allorché la vita ha esaurito il dire e il fare. Vogliamo concludere questo confronto di caratteri e personalità e volontà impareggiabili esaminando due opere, l'Ultima Cena di Leonardo e la scultura menzionata. Entrambe si trovano a Milano. La Cena, recentemente restaurata, è comunque quel che resta, per certi versi, incompiuta. Dipinta tra il 1495 ed il 97, Cesare Brandi la giudica quale l'ultimo capolavoro del Quattrocento. Riassume le tecniche pittoriche del Rinascimento, la prospettiva lineare, che anziché concludersi su Gesù, figura focale, si allunga e supera le pareti, esce tra le finestre, tra terra e cielo verso l'infinito. Le figure hanno una dimensione che va riducendosi verso il centro, accentuando così quella di Cristo, che anziché ridursi, si amplia. La tavola, infatti, è rettangolare, per cui la scelta di far decrescere le immagini è un artifizio che viola la razionalità.
al movimento degli apostoli si contrappone la rassegnata fissità di Gesù, giovane e bello, un modello. Ciò che sorprende è la rigidità del tavolo della cena, lungo e stretto come un fratino. Alla modesta profondità di questo si contrappone una dovizia di piatti e pani. Non si vede il vino ed i bicchieri sono scarsi. Dove sta l'originalità di questa tempera capolavoro urbi e torbi? Brandi individua 4 gruppi in agitazione. 3 confabulano tra loro. Quello a sinistra include Giuda, che a lui si rivolge. Guardiamo le mani di Cristo. La destra è leggermente sollevata, come s'usa quando si sta spiegando. L'altra mostra il palmo. Ciò che ha detto è ineluttabile. Qualcuno lo tradirà. Scandalo, meraviglia, dubbio, sconcerto, afflizione di Giovanni. Peccato non vedere il gioco dei piedi. Calzano infradito e tutti sembrano solidali all'impiattito. 2 apostoli si alzano, però nessuno sobbalza. Tra gli svariati testi letti per stendere questa sceneggiatura, ci ha sorpreso un commento. Perché li ha dipinti seduti a tavola? Formidabile osservazione. Leonardo sapeva che in Palestina arabi ed ebrei attorno al 33 d.C. cenavano per terra, tutt'al più su dei tappeti. Lui sceglie di rappresentarli nell'attualità rinascimentale. L'aula del convivio lo attesta. Quindi è una cena di mercanti, artigiani agiati, cambiavalute, esattamente ciò che erano gli apostoli prima di incontrare Gesù. Nel gran vociare ci pare di riconoscere una voce tremante. Non vorrebbe, ma deve. La Pietà Rondanini, cosiddetta perché proviene dall'omonimo palazzo romano, è l'ultima pietà di Michelangelo, è l'ultima scultura. Scelta inevitabile, e non è incompiuta, è finita con il suo vivere. Siamo lontano da ogni bellezza, forza titanica, dai giganti imprigionati. Bitcover ci suggerisce un'indagine. Le gambe finite del Cristo apparterrebbero ad una scultura precedente, così per il braccio destro, staccato e penzolante. Inoltre, il volto della Vergine sarebbe stato scavato nella parte inferiore di una testa più grande che guardava verso l'alto anziché verso il basso. Sono riconoscibili della versione precedente il coronamento della testa, l'occhio sinistro e la sella del naso. Michelangelo, 89enne, a pochi giorni dalla morte, che sente scavargli dentro, non ha pietà per se stesso. Deve compiere la sua opera, un capolavoro che conclude una vita degna di memoria sino alla fine dei tempi. Ci piace concludere con un'ipotesi. Maria, nella prima versione, rivolgeva gli occhi al cielo, urlando il dolore. Il silenzio le rispose. Gli rispose. Rassegnato, Michelangelo le fa volgere lo sguardo a terra, la madre che tutti finirà per abbracciare, annullando la sofferenza. E così sia.